Cari telespettatori, rieccoci insieme anche con i nostri ospiti, poi ve li presenterò, ma come sempre vi introduco il tema della serata, poi passeremo il nostro 10 minuti con alcuni anziani che possono testimoniare le loro vicende, supportati dagli esperti dello SPCGL relativamente alla questione pensione, e quindi avremo delle interviste da vedere insieme. Ma intanto cerchiamo di capire che cosa parleremo in questa serata. Affronteremo unitamente alla questione immigrazione, che continua ad essere fortemente presente perché gli arrivi sono incessanti, le questioni irrisolte, le connessioni anche con la mafia. Si parla quest'oggi di mafia un po' ovunque, torna importante, preponderante questo tema perché abbiamo visto che effettivamente l'immigrazione, come ci si poteva immaginare, è un grandissimo business di miliardi di euro e naturalmente ci sono connessioni con alcune tipologie di mafia in modo particolare, sia questa 'ndrangheta o che abbia altri nomi, e fin dove arriva, fin dove ci sono collusioni, che cosa si può temere, perché in qualche modo non vengono gestiti questi fenomeni a danno di chi arriva, a danno dei cittadini, a danno di un sistema che risulta così poco efficace, poco credibile. Di questo parleremo, però prima andiamo con l'anteprima dello SPCGL e vediamo la prima intervista.